Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua carissimi amici, già devo spostare il microfono. Un saluto alla carissima Sveva che la settimana scorsa non era presente negli studi, per cui il programma è saltato, ma tornerà puntualmente al 1° novembre. Per fortuna non è saltato l'ospite di oggi, anzi è venuto addirittura, io pensavo che venisse da più vicino, che venisse da Castelfranco Veneto, ma non solo, non è venuto a Castelfranco Veneto, è arrivato addirittura da Roma. Quindi io ti ringrazio moltissimo, Francesco Grano, pianista, grazie per questa tua presenza anticipata agli ascoltatori, però ho detto che saresti venuto da Castelfranco Veneto. Buongiorno a tutti e grazie a te Oretta per avermi invitato oggi qui. È un piacere, spero che il viaggio sia stato piacevole, che sia stato anche riposante. Ci siamo trovati alla stazione, siamo venuti insieme qua negli studi. Senti Francesco, allora intanto rapidamente un cenno su di te, sei molto giovane, sei nato a Catanzaro dove hai studiato pianoforte al Conservatorio di Musica Licinio, aspetta non vorrei sbagliare perché vedo Refice, Refice di Frosinone. Giusto. E all'età di 17 anni eri già diplomato, quindi Corretto. hai battuto i tempi, insomma. Una vita in musica, sì, non ho iniziato lo studio del pianoforte precocemente, non ho mai iniziato il pianoforte a 3 anni, 4 anni, non sono mai stato un enfant prodige, però sì, la musica da quando ho incominciato a conoscerla e ad approcciarmi in maniera più seria, mi ha sempre intrigato e continua a intrigarmi tutt'oggi. Quindi è un amore ancora. E oggi lo dimostreremo anche con quello che faremo sentire ai nostri ascoltatori. Senti Francesco, poi successivamente hai conseguito il diploma di alto perfezionamento presso l'Accademia Pianistica Internazionale Incontri con il Maestro di Imola sotto la guida di Roberto Giordano, al quale entrambi mandiamo un saluto affettuosissimissimo. Assolutamente, io devo tantissimo a lui e poi l'Accademia di Imola è stato l'ambiente dove mi sono formato maggiormente, sono stato quasi 10 anni lì. Quindi ho anche vissuto tra l'altro in Romagna, quindi ho tanti ricordi. Bene, e poi insieme al maestro Giordano ricordiamo Enrico Pace e Piero Rattalino, altri tuoi docenti. Sì, poi Piero Rattalino purtroppo è venuto a mancare poco fa, è stato un'istituzione della critica musicale non solo, però sì, sono stato fortunato, devo dire, nel mio percorso di studio ho avuto sempre docenti con una grande personalità non solo musicale, proprio di vita, quindi mi hanno formato. Insegnato anche proprio così, ti hanno dato lezioni di vita. Sono d'accordo. Senti, ma tu li hai ricambiati anche con la tua dedizione allo studio, con la tua bravura, con la carriera che stai facendo, quindi. Ti ringrazio Retta, gentilissimo. No, è vero, adesso è il curriculum che parla. Non sono io, a parte la simpatia che può esserci, ma non sono io che è così, sono quello che mi presenta il tuo curriculum, appunto. Senti, tu già però all'età di 9 anni suonavi. Sì, dall'età di 9 anni ho incominciato a fare i miei primi concerti e recital solistici, quindi concerti di un'ora per chi è poco avvezzo della terminologia,
E quindi ho incominciato ad approcciarmi al professionismo, poi diciamo dall'età di 17 anni, 18 anni, quando ho finito il liceo, ho deciso che questa doveva essere la mia professione. Ho provato anche per un anno a fare l'università, ma ero molto concentrato su questo, era quello che volevo fare, la mia famiglia mi ha sempre supportato, questo è sempre stato un grande aiuto per me e mi continua a supportare tutt'oggi, quindi mi fa fare quello che mi piace. Bene, è un grande aiuto, ma appunto tu ricambi con, la tua bravura, che adesso naturalmente ascolteremo attraverso quanto ci farai sentire. Senti, abbiamo parlato di Castelfranco Veneto, da dove pensavo tu arrivassi, invece, tu insegni a Castelfranco Veneto 2 giorni la settimana, no, Sì, mi esatto. raccontavi. Da 3-4 anni ho incominciato un'attività didattica. Ho sempre insegnato pianoforte privatamente in scuole di musica. Da 3-4 anni faccio questo lavoro in conservatorio, che mi gratifica tanto, è una cosa che mi stimola particolarmente. Ho iniziato a Palermo, in Sicilia, per 2 anni e adesso da 1 anno sono felicemente in servizio a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. È un conservatorio non grandissimo e diciamo prendiamo la provincia di Belluno, Treviso, però si sta molto bene, i ragazzi Zone sono bellissime, fra parentesi, sì, sì. no, sei capitato bene. Molto bene Auretta, molto Ci bene. sono dei conservatori che sono magari altrettanto belli, ma meno comodi, oppure insomma, ecco, diciamo che ti è andata bene, ecco. Assolutamente. Senti Francesco, cominciamo a sentire qualcosa. Tu oggi, presenti questo bellissimo, importante CD, edito da Dalla Discantica, sono tutte trascrizioni di Bach, Sì. vorrei che fossi tu a parlarne, per passare poi al primo ascolto. Sì, un CD come hai detto tu, il titolo è Bach Piano Transcriptions, appunto sono tutte trascrizioni da musiche di Johann Sebastian Bach, e spiego per i tuoi ascoltatori, le musiche originali sono composte da Bach, ma non nell'organico per pianoforte, sono state composte per violino, per organo, per orchestra barocca o per voce e strumenti. Io presento delle trascrizioni che sono delle versioni al pianoforte, è come se fossero le nostre moderne cover, se vogliamo essere un po' più attuali. Attuali. Esatto. Poi la pratica della trascrizione è stata sempre molto popolare nell'Ottocento. Liszt, diciamo che è quello che ha inventato il recital, che è l'evento per il concerto per pianoforte, quindi questa tipologia di spettacolo, diciamo, ha introdotto questo modo di fare musica proprio per entusiasmare, comunque rendere interessanti questi eventi. Ha iniziato innanzitutto con parafrasi d'opera, con Rigoletto, sì, principalmente per far divertire il pubblico, questo era il primo interesse. E poi sono diventate sempre un po' più raffinate queste trascrizioni, si sono spostate per esempio sul repertorio bachiano, che sono quelle che presento io, sono 14 trascrizioni in tutto, equamente divise in 7 strumentali e 7 da musica vocale, quindi corali, cantate, che sono facilmente rintracciabili sul CD perché presentano un titolo in tedesco che sono delle vere e proprie preghiere musicali. Ah, che bello. Preghiere musicali, Senti, sì. cominciamo con questo autore Alexandre, qui mi fermo perché il cognome è un po'. Sì, allora iniziamo dal primo ascolto, che il trascrittore è Alexander Siloti, Di dov'era questo? russo, tra l'altro di nobili origini, perché fu cugino di Rachmaninoff, allievo di Tchaikovsky e Rubinstein, insomma aveva un pedigree non da poco, di tutto rispetto. E l'ascolto che propongo all'inizio è l'aria dalla terza suite per orchestra barocca, comunemente conosciuta soprattutto qui in Italia come l'aria sulla quarta corda, perché è stata l'iconica sigla di Super Quark di Piero Angela. Quindi comunque un Bach conosciutissimo, che però adesso ritroveremo in quest'aria che sarà anche molto interessante da ascoltare da questo compositore, dicevi russo, magari ha anche trasmesso il suo essere russo in questa musica. Sì, vi accorgerete fin da subito che c'è una varietà di tocchi molto accentuata, come se fossero 2 sezioni dell'orchestra molto divise, una estremamente legata nella parte dei fiati e sotto sempre staccato, sempre molto secco, quindi spero vi piaccia. Bene, allora ascoltiamo il maestro Francesco Grano con l'aria della quarta corda di Alexandre eccetera, eccetera. Siloti. Grazie.
Sfuma delicatamente Sveva su questo bellissimo aria della quarta corda, ma come mai sarà così famosa? Così anche utilizzata per un po' per tutto? Ma penso perché è così semplice, così diretta, così pura, che non può che arrivare al cuore delle persone. Poi un'altra curiosità, anche la sigla di Super Quark è una trascrizione, non è l'originale. L'originale appunto è per orchestra barocca, invece in Rai 1 appunto vengono utilizzate, se vi ricordate, delle voci a cappella che fanno la sigla di Quark. Tra l'altro il gruppo ancora in attività si chiamano gli Swingle Singers, che negli anni '80 erano estremamente popolari. Vedi? Senti, ma come mai Bach è così, diciamo Bach è suonato in tante maniere. È suonato in maniera come quella che stiamo ascoltando adesso, diciamo anche, scherzano sulle note di Bach, si presta veramente un po' a tutto. Come Sì, mai? secondo Come me perché ha dei caratteri totalmente universali. Parte da stilemi molto semplici, sempre da come fosse un piccolo mattone che mattone su mattone riesce sempre a costruire una cattedrale, quindi si può costruire in tanti modi, secondo me, secondo il mio modo di vedere la sua musica. Quindi ovviamente ci sono dei paletti da rispettare, però lascia molto spazio all'interpretazione e al modo anche di ricercare. Io per esempio, incidendo questo CD, ho ricercato molto di me stesso, ho capito molto di me stesso. Ah sì, Sì, Ti ha tantissimo. aiutato a conoscerti, a un'introspezione. Credo di sì, 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 perché ti obbliga a una sincerità di intenti, ti obbliga. Poi non è musica questa che è nata per appunto portarla in concerto, è musica che nasce con una finalità molto ben precisa. Quindi, come per esempio nei corali, dove lui li utilizzava per le celebrazioni liturgiche. Che adesso noi ne troveremo qualcuno, no, Sì, nel corso di questo sì, ascolto. Allora ricordiamo ai nostri amici, lo possono leggere anche sullo schermo, la sottoscritta con il maestro Francesco Grano, venuto direttamente da Roma, ma m'hai detto in maniera molto comoda, sì. e tornerà a Roma questa sera. E quando tornerai invece in Veneto al tuo Ma conservatorio? adesso ottobre è sempre un periodo di, diciamo, di fine servizio, perché abbiamo già fatto i diplomi, è un periodo, diciamo, di preparazione all'anno accademico nuovo che inizierà a novembre, regolarmente. Quindi non vedo l'ora. Lo credo, lo credo. Senti, e a Roma non insegni, non hai qualche scuola, Ho insegnato in passato, diciamo adesso l'attività del conservatorio mi prende impegna? tanto tempo, sì, perché ovviamente devo viaggiare, quindi ovviamente riesco a seguire qualche ragazzo ogni tanto, però la mia precedenza attualmente in questa fase della vita è didatticamente rivolta al conservatorio. Cresceranno questi studenti col maestro Grano così egregiamente come hai fatto tu con il maestro Roberto Giordano, Guarda, lo avendo spero, il mio augurio è sempre che i miei studenti possano superarmi un giorno, penso sarebbe la finalità più grande del mio lavoro. beh, è una bella soddisfazione poi, diciamo, portare gli studenti a un livello di bravura per poi iniziare una carriera concertistica. Magari, sì. Senti, allora, andiamo avanti con la scaletta, adesso siamo a Bach Petri, Esatto. che cosa ci fai ascoltare? Allora, questo è un corale invece, come avevo preannunciato prima, è bene fare una piccola premessa sull'attività che ebbe Bach in vita. Lui ricoprì un grandissimo incarico per metà della sua esistenza, per quasi 30 anni, fino alla sua morte, che era appunto il Thomas Cantor, era il direttore musicale della chiesa più importante di Lipsia, che era San Tommaso, e aveva dei compiti che erano esattamente quelli delle nostre scuole musicali attuali, quindi insegnava musica, insegnava a cantare, insegnava a dirigere, insegnava a comporre, e tra le tante altre cose aveva come mansione quella di scrivere ogni settimana una cantata per le due chiese di Lipsia, San Tommaso e San Nicola. Lui era un fervente cristiano, un fervente molto credente, andò oltre questa semplice richiesta e lo fece per diverse settimane, per anni e anni, quindi abbiamo un repertorio di cantate e corali sterminato. Io ho fatto veramente una piccolissima selezione di tutto il repertorio, e questo fa capire, appunto, collegandomi a quello che dicevo prima, che la scrittura di Bach è sempre finalizzata a un motivo. In questo caso erano dei brani scritti per la comunità dei fedeli, quindi servivano soltanto a
commentare musicalmente le letture bibliche fatte durante la domenica, come succede attualmente oggi con i canti, che ne so, Alleluia, camminerò, camminerò, solo che prima venivano fatti con questi capolavori. E veramente è fenomenale pensare che lui scriveva questi capolavori ogni settimana. Scriveva lunedì, martedì, mercoledì, facevano le prove, concerto, e poi si ricominciava. Quindi possa il gregge pascolare in sicurezza, questo tradotto Sì. naturalmente dal tedesco. E questo è anche un augurio col titolo che appena descritto tu, per il periodo difficile che stiamo vivendo, Proprio appunto, così, che il è gregge vero, possa è vivere in sicurezza. e pascolare.
Bellissimo questo corale, stupendo, veramente, entra nell'animo. Io dico sempre quando ascolti certa musica è un balsamo proprio, se uno ha un animo un pochino tormentato. Sì, ti fa stare bene, ti fa stare bene, ti concilia con l'universo, devo È dire. proprio così. Sì. Tra parte Bach per scrivere queste musiche doveva essere un uomo di fede profonda. Sì, ma lo era. Poi Appunto, dico, non riusciva... puoi scrivere se no certe meraviglie, se non hai un'ispirazione divina. Assolutamente. Pensa solo questo, che lui ha un catalogo più di 1000 opere e la metà, 500 di queste composizioni sono totalmente dedicate alla musica vocale, quindi oratorie, cantate, corali, quindi destinate a un uso ecclesiastico, quindi sì, fa parte del suo mondo. Poi lui conciliava anche il mondo religioso col mondo della matematica, col mondo della natura, col mondo dell'astrologia. Si divertiva anche a fare dei giochetti, diciamo, sui numeri, era molto fissato su questo. Per esempio, mi viene in mente, lui era molto fissato sul numero 14, perché assegnando un numero a ciascuna lettera, la A1, la B2, la C3 e la H8, sommandolo viene 14. Addirittura il mio piccolo CD, le 14 tratte sono un piccolo omaggio a questa giusto. numerologia, sì. Certo. C'è un aneddoto simpaticissimo di lui che 3 anni prima della sua morte entra in questo circolo di matematici, la società per corrispondenze di scienze musicali, e non ci entra fin quando non è sicuro di prendere la tessera numero 14. Aspetta. Quindi aspetta il primo, il secondo, quando arriva al 13° dice sì, adesso posso entrare nel club. Chissà dei suoi 18 figli chi ha preso questa spiritualità del padre. No, qualcuno c'è stato, tipo Carl Philipp Emanuel è stato un degno Sì, un grande musicista successore, anche lui, non sì. come il padre ovviamente, perché il padre è stato una miniera infinita di ricerche, di materiale musicale, però non c'è stato qualcuno. E poi, come dici tu, era uno che si sapeva divertire, perché appunto Ha fatto tutti bene sti anche. figli Non nascono dal nulla. non nascono dal nulla, sì. Senti, allora, siccome di musica ce n'è tanta, è peccato non cercare di ascoltarne più possibile. Intanto ricordo comunque che questo è un programma in diretta, quindi se i nostri ascoltatori vogliono intervenire, anche brevemente, salutare il maestro 02, aspetta che non lo trovo più il numero, ecco, 92, facciamolo leggere dal maestro Francesco Grano, che ha una Certo. bella voce baritonale. Con piacere. Là lo vedi il numero? Quindi il numero è 0292 94 7222. Vi Bene. aspettiamo. Aspettiamo. Allora, intanto andiamo avanti, adesso siamo a Bach Stradal. Che cosa ci fai sentire? Un andante? Sì, adesso ritorniamo alla musica strumentale. Questa è una chicca, non è molto conosciuta anche tra i musicisti, perché è una sonata per organo originariamente. Tra l'altro Stradal ha arrangiato per pianoforte tutta la sonata, quella che propongo io è una piccolissima parte del lavoro. Stradal ovviamente non è, penso, un compositore conosciutissimo, e più era boemo, allievo storico di Liszt, anche di Leschetizky, e appunto qua ritorniamo alle osservazioni che facevi tu prima, Auretta, sul fatto della purezza di Bach, sul fatto che parte sempre da piccole cose, e soprattutto dal modo con cui ha di evolvere questi piccoli oggetti. Ovviamente Bach è sempre inserito in una realtà sempre polifonica, sempre contrappuntistica, che è un'eredità che lui prende dai grandi maestri del passato, dai fiamminghi soprattutto, dove sostanzialmente si differenzia dalla musica poi romantica, quella che conosciamo maggiormente, per un semplice modo di ragionare. In genere noi siamo abituati a voce e accompagnamento, quindi una voce più importante delle altre. Nel contrappunto non è mai così, anzi io sempre la definisco con i miei studenti una lezione di società incredibile, come dovrebbe funzionare una società, ovvero ci stanno 4-5 voci indipendenti, io canto una melodia, tu ne canti un'altra, Sveva ne canta un'altra ancora, e la magia è che tutti insieme stiamo bene contemporaneamente, nonostante abbiamo il nostro percorso. Quindi ovviamente si traduce sempre in qualcosa di molto semplice, parte per governarla bisogna appunto sbatterci un po' la testa, però devo dire l'effetto finale è sempre molto gratificante, sia per l'esecutore che spero anche per l'ascoltatore.
Immagino poi come tu hai detto anche lo stare insieme che è importantissimo, anche se con magari ruoli diversi. Convivere. Bene, allora adesso passiamo alla Bachstrada che hai già presentato tu, questo andante dalla sonata per organo numero 4. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, con il nostro super gratitissimo ospite, con Francesco Grano,
alla mia sinistra, molto simpatico, molto bravo, molto, molto, molto tutto. Prima di, se permetti, faccio un brevissimo ricordo di 2 concerti che si terranno nella mia città di Pavia. Volevo chiederti quanto ha influito questa incisione del CD proprio nella tua conoscenza più profonda di Bach. Tanto, tantissimo, tantissimo. Poi viene da un periodo di studio relativamente lungo, perché ho impiegato quasi 2 anni e mezzo per inciderlo e per studiarlo. Quindi innanzitutto è stato un grande lavoro per ricercare il materiale da incidere, perché tra tutti i trascrittori manca forse quello più conosciuto, che è Busoni. Io con il mio discografico Luigi Grazioli, che saluto e ringrazio, che ha creduto nel progetto, abbiamo volutamente cercato di evitare Busoni, perché molto documentato su tutte le piattaforme nel mercato discografico, e ci siamo concentrati appunto alla ricerca di trascrittori magari meno noti. Ci possono essere anche nomi importanti come Senzan, però sono conosciuti più per il loro lavoro di composizione piuttosto che di trascrizione. Quindi ecco, abbiamo cercato più le novità di scrittura. Ci sono tantissimi pianisti come Kempf, che è stata una leggenda dello scorso secolo per quanto riguarda il pianoforte, e poi devo dire mi ha influenzato tanto nello studio proprio della partitura. È stato un lavoro veramente molto piacevole, non mi è pesato per niente, è stato veramente una gioia mettermi ogni giorno al pianoforte e ricercare queste sonorità, ma soprattutto un modo naturale di rendere questi brani, perché dietro, perlomeno come la vedo io, dietro una resa naturale di un'esecuzione c'è sempre una grande sintesi dietro dell'interprete. Quindi quando sento un pianista che riesce a districare tutto il materiale musicale nella maniera più semplice possibile, vuol dire che ci ha pensato tanto, ha vissuto. Bello, no? Una bellissima conoscenza poi di un grandissimo musicista che secondo me non saresti mai arrivato alla profondità così, di quello che è stato Bach nella sua vita, se non attraverso queste incisioni che hai fatto. Oh, ti ringrazio, ma soprattutto mi sento nell'età della mia vita, adesso ho 31 anni, dove appunto non sono più un adolescente, non sono ancora una persona, diciamo, adulta, però incomincio a essere indipendente, quindi questa musica è stato un grande incentivo anche per questo modo nuovo di vedere le cose. Ecco. Bene, senti, se permetti, adesso una chiamata in linea, va bene, poi mandiamo le 2 locandine. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luisa da Pavia. Allora, complimenti al maestro. Devo dire una cosa che forse vi farà inorridire. Io non riesco ad amare Bach, proprio è una cosa che mi suona estremamente strano, anche se devo dire che anni fa ho ascoltato delle lezioni, mi pare, fatte da Ramin Barani, pianista iraniano bravissimo, eccetera, che ha fatto tutto un discorso, una serie di dischi, incisioni su Bach, però ciò nonostante non riesco ad amarlo e chiedo scusa, però quello che lei suona è molto bello comunque. Grazie mille. La ringrazio, signora Luisa, per la telefonata. Diciamo che Bach può correre il rischio di diventare estremamente intellettuale e quindi probabilmente freddo, distaccato e quindi lontano da noi. Però, appunto, come dicevamo prima, ha tante cose al suo interno, e tra queste anche un aspetto emotivo molto forte, dettato sicuramente dal suo sentire religioso, dalle sue aspirazioni, quindi credo che può esserci per tutti un modo di approcciare Bach nella maniera più personale possibile. Quindi spero che con questo CD ci sia qualcuno come la signora Luisa che si possa ricredere. Possa avvicinare così all'ascolto. Beh, diciamo che all'ascolto non è così facile come una musica del romanticismo, certo. E quindi ci vuole una certa preparazione, una certa anche preparazione d'animo nel sentire Bach. Ma perché penso nel romanticismo, appunto, essendoci i concerti, i primi recital, si scriveva per il pubblico. Questa è una cosa molto importante. È vero, hai ragione. Quando invece Bach scriveva appunto per cose molto ristrette. Addirittura ci sono delle composizioni per uso prettamente intellettuale, quindi vanno approcciati in maniera diversa, trovo, solo questo. Penso anch'io. Senti, Sveva, allora gentilmente metti le 2 locandine, scusa, ti rubo 2 minuti, 2 minuti, velocissima sarò, e vediamo appena compaiono. Ecco, è già comparsa no, non è quella, scusami, è quella con gli angeli.
perché deve essere la stessa, se no non vedo. Togli, ecco, questa qua, bravissima. Allora, questo concerto che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18:30 nella basilica bellissima di San Teodoro a Pavia, con questi due grandi artisti, con Ti avvicini Francesco Verzillo, che abbiamo avuto il piacere di averlo ospite, e Donato Giupponi all'organo. Sì. E scrivono, vi riporto quello che mi scrive il maestro Verzillo: grazie a te, vabbè, speriamo che ci sia pubblico, questo è sempre un'incognita, no? Il pubblico, purtroppo la zona, poi mi ha scritto di no, forse sto sbagliando mail, prima di iniziare, di vedere, no, ho sbagliato, ho letto una Vabbè, ci cosa stava bene personale. comunque, Oretta, voglio dire. E volevo leggere quella dove lui presentava il progetto, e comunque ve lo dico io: concerto per organo e trombone, parrocchia di San Teodoro, 18:15, oggi pomeriggio. Tra l'altro ho visto un bellissimo programma, quindi andate. È un bel programma, sì, anche la locandina è molto delicata, con questo angelo con le ali e così. Sarà un programma davvero molto piacevole. Mi metti l'altra locandina, Sveva, per favore? Sperando di non confondermi, perché ho il maestro qua vicino, quindi mi sento presa dalla fretta. Ma no. Mi sento presa, non è ancora arrivata. Sì, è arrivata, però non riesco a leggerla perché non ce l'ho ancora sul computer. Tu arrivi fin là in fondo? No, eh? Ah, oddio, Rosarium? No, aspetta. Allora. Anch'io sono miope, Oretta. Eccola qua. Allora, adesso me la leggi tu ancora, per favore, che ci sei più vicino. La Speranza. Ok, Rosarium il 24 ottobre 2025, sempre a Pavia. Sempre nella Basilica di San Teodoro. Esatto, ed è il concerto per il 15° centenario dalla morte di Severino Boezio, ok. Va bene, allora 2 appuntamenti, uno di oggi pomeriggio alle 18:30 e l'altro per il giorno 24. Grazie, scusate la confusione, ma avevo qui i dati sotto gli occhi, col telefono scappano subito. Allora torniamo a questo grandissimo compositore, Johann Sebastian Bach. E che cosa ci dici ancora? Raccontaci anche qualcosa ancora della sua vita, perché non è facile sentire. Sì, non è facile perché non ha avuto una vita, diciamo, eclatante. Poi addirittura le musiche di Bach vennero riscoperte anni dopo, successivamente. Soltanto con Mendelssohn, in pieno 1800, si è avuto la riscoperta di Bach. Quindi lui sì, era conosciuto all'epoca, ma non era una superstar, non era sicuramente aveva un ruolo di prestigio, come ho detto prima, la Thomas Cantor di Lipsia, ma non ebbe il successo che magari ebbe Rossini, che ebbe Beethoven, eccetera, eccetera. E poi, sì, abbiamo detto il fatto dei figli, ebbe 2 mogli, di cui la prima era anche la sua cugina di secondo grado. Ebbe, poverino, anche lui le sue disgrazie. Appunto, questa moglie pare sia morta una volta mentre lui andava in viaggio con un suo protettore. Quando è tornato dal viaggio l'ha trovata morta e sepolta, perché aveva questa infezione, non si è mai capito di cosa è morta sta moglie. Quindi una vita appartata ha avuto Bach, nonostante avesse scritto tanto, avesse avuto tanti figli, una famiglia numerosa. Per cui credo che questo tipo di approccio di fare musica solo per fare musica la si trovi sempre nella sua musica. Senti, allora quindi andiamo avanti nell'ascolto, anche perché il CD è molto bello e meriterebbe di essere sentito tutto. Però se i nostri ascoltatori lo volessero trovare, a parte la bottega discantica a Milano in via Nirone, sulle piattaforme sì, si usa adesso. C'è anche il sito della bottega discantica per gli acquisti online, e poi ovviamente su tutte le piattaforme musicali, Spotify, Amazon Music, Apple Music e compagnia. Però non l'avrai fisicamente in mano. Non l'avrei fisicamente in mano, ovviamente il CD, ne parlavamo prima, è un'altra cosa. Così. Sì, lo tocchiamo, ma ha un'altra qualità sonora. Certo, oltre a quello, ma poi senti la pagina patinata, bella, sotto le dita. Siamo dei romantici a te. Sì, senz'altro. Senti, allora andiamo avanti, adesso siamo arrivati a Svegliati, ci chiama la voce. Esatto, questo è un chiaro esempio di quello che dicevo prima, delle letture bibliche che venivano musicate, e in particolare questa è una parabola
parabola tratta dal Vangelo secondo Matteo. La parabola tratta è la parabola delle 10 vergini. In breve c'è quest'usanza che c'era in Palestina in passato, che il corteo della sposa, quindi le damigelle, dovevano vegliare la notte fino a quando arrivava lo sposo, e dovevano vegliare con un cero, con una candela. E Gesù appunto nel Vangelo racconta di queste 10 vergini, 5 delle quali sono un po' stolte, un po', diciamo, poco avvedute, non si portano la ricarica dell'olio durante la notte, quindi la candela si spegne subito. Le altre 5 invece sono un po' più avvedute, un po' più previdenti, e riescono a resistere la notte, e vengono premiate perché riescono ad accogliere, diciamo, lo sposo, e quindi metaforicamente il Messia. Quindi dietro ovviamente a questa parabola, al significato liturgico e cristiano che si può trovare dietro, come lo traduce Bach in musica? In maniera molto semplice. I corali funzionano in questo modo: c'è sempre una sorta di cantilena sotto, affidata agli strumenti, che fanno una sorta di accompagnamento, che non ci lasceranno mai dalla prima all'ultima nota. A un certo punto interviene la voce, e la voce narra proprio il testo del Vangelo. Quindi veramente è il Vangelo cantato, semplicemente. E pianisticamente si traduce che a un certo punto sentirete una melodia imperturbabile, parallela, che si aggiungerà a questa filigrana dietro, molto, molto sottile. Quindi anche una sfida tecnica abbastanza cospicua. E questo canto che entra in gergo si chiama Cantus Firmus, dico soltanto a scopo informativo. Piccola curiosità: questa traccia coinciso, proprio questa versione di Kempf, è stata anche una colonna sonora del recente film di Guadagnino, Chiamami col tuo nome, che tratta dell'amore di due ragazzi, molto intimo, molto, molto emotivo, e appunto è incentrato. Ci sono molte colonne sonore di Bach, tra tutte anche questa qui. Bene, dopo questa presentazione ascoltiamo, tu dovresti stare qui delle ore a spiegarci Bach, la sua vita, le sue musiche. Grazie Oretta, volentieri. Perché ascoltare Bach con un grande esperto come il nostro Francesco Grano, ti accorciavo il nome, è veramente tutta un'altra cosa. Grazie Oretta.
Cosa si può dire nell'ascolto di questo brano? Svegliati, ci chiama la voce. Bellissimo. Io chiedevo a te, Francesco, se suonare Bach vuol dire anche avere una certa fede, credere in qualche cosa, perché non penso che uno possa suonare Bach se è un miscredente, per esempio. Secondo me sì, bisogna credere in qualcosa, non importa in cosa, secondo me. Quindi ovviamente lui era estremamente religioso, estremamente cristiano nel suo modo di approcciare la musica e di veicolare il messaggio, ma per un interprete e un ascoltatore soprattutto, sentire Bach, ascoltare Bach nella propria quotidianità fa capire che c'è qualcosa di più grande rispetto a noi. Ci sentiamo meno soli, perlomeno questo è quello che sento io in maniera molto tangibile. Quindi riesco ad annullarmi, annullare il mio ego, annullare le mie anche banali e insulse aspirazioni per stare in contatto con qualcos'altro. E non importa che cos'è, già il qualcos'altro è qualcosa di piuttosto valido per muovermi da dove sono. Che bello. Allora, un consiglio, ascoltare tutti i giorni 3 minuti di Bach. Ah, certo, assolutamente. È un toccasana per l'anima. Toccasana per l'anima. Credo farebbe proprio bene a tutti quanti. Senti, Francesco, tu svolgi anche attività concertistica, Sì? tu e il tuo pianoforte. Hai qualche autore che ti piace particolarmente, che suoni più volentieri di un altro? Questa è una bella domanda. In genere noi interpreti dobbiamo essere per esigenze lavorative il più versatili possibili, però ho delle predilizioni assolutamente. Sicuramente il repertorio barocco mi affascina e soprattutto la zona mitteleuropea, quindi anche romantica, i tedeschi, Schumann, Beethoven è un colosso, quindi fanno parte in maniera molto salda del repertorio. Però ti devo dire, sono anche uno che sperimenta parecchio, anche con musica Giusto. contemporanea. Non voglio dire che il nostro lavoro sta diventando una missione, però è bene far partecipare più pubblico possibile a Certo. questo patrimonio, perché è un patrimonio. Quindi è vero che è una grande pecca che non abbiamo nelle scuole, quello di educare alla musica classica, però almeno fornire gli strumenti semplici su come ascoltare una sonata, come ascoltare una sinfonia, è una bella cosa per qualsiasi individuo. Magari nel suo percorso di vita si può accostare e trovarci delle cose, come magari ti leggi un libro e riesci a identificarti in quello che leggi. Ma tu ai tuoi studenti fai anche delle presentazioni così un po', diciamo, letterarie Sì. della... Sì, guarda, mi baso sempre su una citazione di Thomas Mann del Dr. Faustus che dice: la musica intristisce l'uomo se trattata unilateralmente, senza contatti con le altre arti e altre attività dell'uomo. Non ha senso la musica se viene estrapolata da tutto il resto, da tutto il contesto artistico. Quindi sì, do tanti impulsi artistici, anche dipinti, romanzi. Altrimenti cosa comunichi? Cosa comunica Vero, questa roba? anche perché si collega tutto, musica, letteratura, arte, è vero, storia dell'arte, Sì, è dà tutto un un senso, ma legame. anche poi l'obiettivo sempre non è tanto suonare bene, occupare un posto nel mondo, ovviamente ti aiuta a vivere, ti aiuta a pagare le bollette, questa è una cosa fantastica, però
la cosa più importante è trovare la propria voce e trovare il proprio senso nella comunità. E comunque voi musicisti siete dei privilegiati. Sì. Direte tanto, però No, è vero. siete dei privilegiati. Sono d'accordo. Senti, caro Francesco, penso che siamo arrivati al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Ti riaccompagnerò naturalmente alla stazione per tornare a Roma, e quindi con che cosa vogliamo lasciarci? Allora, io lascerei con il brano forse più iconico, un altro corale, arrangiato da Miraes, sempre Bach Miraes, Jesus bleibet meine Freude, ovvero Gesù rimane la mia gioia, Gesù gioia dei desideri umani, questa è un po' la traduzione, che tutti penso riconoscerete perché viene suonato anche spesso in chiesa ed è un corale di un'infinita dolcezza. Quindi mi piacerebbe lasciarvi con queste note. E io ti faccio una domanda un po' scherzosa. Ti è servito anche per imparare il tedesco? Ah. È vero? Brava Oretta. Jesus bleibet meine Freude. Mi sono La dovuto gioia, allenare prima di venire qui. Sì. Bravo, vedi? L'utile al dilettevole. Chiudiamo con questa battuta così, magari un po' irriverente. Ma Bach era ironico, ci perdonerà. Ciao Sveva, grazie mille per la tua presenza, grazie carissimo Francesco Grano, Grazie Oretta. buon ritorno a Roma e mille in bocca al lupo per questo bellissimo Bach, piano e trascrizioni edito dalla Bottega di Scantica. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica. Yeah.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.